Insomma, perché altri... Antonio Bertoncello, lei ha fatto il sindaco, il sindaco sì l'ha fatto. Ha fatto il militare, l'alpino, il lagunare, cosa ha fatto? Niente. Esente. No, ma no, nel 47 c'era un esubero e quindi non sono stato fortunato. Stranamente tutti i politici, dico stranamente. No, a quell'età lì. Non dico, è un dato di fatto. Anche qui in Friuli, su 10 politici, 7 non hanno fatto il militare. Vuoi perché il papà, vuoi per la mamma, vuoi per qua, vuoi per il terremoto, insomma è tutta una serie di cose. Allora lo lascio in buone mani quelle di Rosario Padovano. Sbollito tutto oramai, no Antonio? Non c'è dubbio. E ti stai preparando per... Se il partito sceglierà me, io metto al servizio del partito e della comunità la mia persona. Va bene? Va bene così. Bene, nel frattempo odiamo anche i commenti che arrivano dall'altra sala, prego naturalmente un po' di silenzio, grazie. Dunque Bertoncello è stato definito santo subito da Gianmarco Corleanò, consigliere comunale del PDL e signor Corleanò è consigliere provinciale. Sì, è consigliere provinciale Gianmarco Corleanò, però l'ha definita santo subito, lei smentisce che è santo. Ma sì, sicuramente, poi il fatto che venga definito santo perché ho criticato l'atteggiamento della coalizione di centrodestra che ha portato il commissario a Portogruaro mi pare fuori luogo e non voglio neanche fare la vittima. Io dico che bisogna dire basta con le contraddizioni. Se dicono, come hanno detto sempre, che loro hanno la maggioranza numerica e quindi la maggioranza politica a Portogruaro, dovevano fare delle proposte, portare all'attenzione del Consiglio gli argomenti che ritenevano opportuni, importanti per la città ed eventualmente, se non c'era il consenso, potevano anche dimettersi. L'altra questione che volevo affrontare è che io non ho mai affermato che il commissario crea una situazione di stallo per l'amministrazione. Il commissario fa bene il funzionario e opera sulla normale amministrazione. Se è alla politica che spetta il compito delle strategie, dello sviluppo e dell'area, della città, del comprensorio. D'altronde, se il consigliere provinciale Corleanò dice che il commissario va bene, non si capisce perché dovremmo andare alle elezioni. Forse a lui va bene il commissario e forse non le va bene i partiti. Lo discuteremo nei prossimi mesi. L'altra questione che voglio solo chiedere invece, sì, in questo caso, visto che ha detto che lavora per la città, e siccome è presidente della Commissione Lavori Pubblici della provincia, si attivi da subito perché le piste ciclabili di via Villanova e di Lugugnana finalmente possono partire, perché i soldi ci sono, i progetti ci sono, le pratiche di esproprio ci sono. Se si mette un po' di impegno... Si sta dando una notizia, Corleanò presidente di commissione provinciale. Provinciale lavori pubblici, e quindi deve, secondo me, visto che ha dichiarato che fa l'interesse della città, usi il suo ruolo per raggiungere questo obiettivo. Bene. Mi faccia fare ancora una battuta, perché ho ricevuto una sfida una sfida duello, una cosa clamorosa. Dal cittadino Florian. Florian è un cittadino come sono io oggi. Gli incontri politici e gli scontri politici si fanno nei luoghi deputati alla politica, non ci sono incontri, scontri personali. Peccato che bisogna aspettare 6-7 mesi. Ma lui è un cittadino come sono io, quindi raccogliere sfide, non siamo mica nel Texas, sono le forze politiche di coalizione che devono discutere sui programmi. Ringraziamo Antonio Bertoncello, già sindaco 2 volte di Portogruaro, la linea alla redazione centrale, grazie.